Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. So che è un grande alpinista che è riuscito ad arrivare fino sul tetto del mondo. Più difficile scalare l'Annapurna o la sanità veneta? Sono faticose entrambe. Le responsabilità sono completamente diverse. Se dovessi proprio sintetizzare, credo che gestire l'ospedale di Padova sia più impegnativo che scalare le montagne. Padova trincea Covid. Dal punto di vista umano e personale, cosa ha rappresentato per lei questa emergenza? Quello che mi ha dato è la dimostrazione che questo è un ospedale che ha saputo adattarsi a questa emergenza in maniera strepitosa. Avevamo un piano che ci diceva cosa fare man mano che si andava avanti. Non abbiamo aspettato che di aver già i malati, abbiamo fatto gli spostamenti, li abbiamo fatti subito, abbiamo liberato gli spazi, accanto alla più grande rianimazione da 18 posti letto abbiamo fatte altre 2 da 10 e non abbiamo mai superato i 39 malati in rianimazione. Il grande sforzo è stato quello di riconvertire l'organizzazione del personale nell'assistenza al coronavirus. Non si va né con un certificato né con un decreto ad assistere i malati, si va con i mezzi di protezione individuale e si va con la prudenza e l'attenzione che devi avere quando fai assistenza a un malato. Ecco, noi sulle persone che hanno assistito malati abbiamo un numero bassissimo di contagi e questa è una testimonianza di grande professionalità del nostro personale. Abbiamo lavorato con tutto l'ospedale in un clima da pandemia diffusa e accanto agli operatori che si sono dedicati al coronavirus io vorrei ricordare tutto il resto dell'ospedale che nel periodo del coronavirus non è mai andato sotto i 1100 pazienti presenti in ospedale, che ha garantito mediamente 180 interventi chirurgici al giorno, che nel periodo stretto del lockdown ha fatto 2 trapianti di polmone, 7 di cuore, 18 di fegato e 50 di rene e che garantiva circa 1500-1800 visite al giorno. La regione boccia la sanità padovana. Com'è possibile risultare ultimi per un'azienda ospedaliera come quella di Padova? L'ospedale di Padova non è né influenzato né influenzabile da una valutazione di chi che sia, perché è un ospedale che ha i numeri che parlano chiaro. L'ospedale di Padova ha una situazione di andamento dell'attività, dei costi, diciamo ha un bilancio, ma con bilancio dico una parola omnicomprensiva, che è in andamento positivo. Direi l'ospedale è sensibilmente migliorato su alcuni aspetti, su cui la capacità di dare risposte ai malati, anche per tempestività, ha alcuni punti di valutazione dubbia che viene esposta dalla Regione, perché l'ospedale di Padova ha un'enorme richiesta di prestazioni. A volte noi abbiamo una richiesta di prestazione che è superiore alla nostra capacità di soddisfarla, ma noi facciamo un volume alto di prestazioni. Il dato lista d'attesa da solo magari dà una fotografia sbagliata del nostro ospedale e io vorrei che quando parlo di rivedere la valutazione io non è che voglio inventare criteri o voci nuove. Antenore. Più energia per il futuro. Ritiene ci sia dell'intenzionalità nel far uscire questa pagella proprio in questo momento? Che essere in questo momento non lo so, i dati credo verso fine anno la valutazione era stata fatta, io non conoscevo il contenuto della valutazione, io avevo avuto modo di ribadire che ero contrario ad alcune valutazioni che riguardavano questo ospedale su alcune specifiche voci, perché ritenevo di avere motivazioni valide per giustificare lo scostamento rispetto al dato che mi era richiesto. Io ho affermato che mi auguro si tratti di un errore. Ho anche detto che se non è così ed è un messaggio indirizzato a me, lo vedo quasi come una ritorsione che ritengo sbagliata perché non c'è bisogno. A mente fredda non mi sento io il bersaglio. Se è il modello di valutazione che porta a questi risultati, io credo che il modello di valutazione abbia qualche problema. Com'è il suo rapporto con Zaia in questo momento? Allora,
sul piano del rapporto Presidente della Regione, Direttore Generale dell'azienda, io ci tengo a dire che con Zaia io non ho mai avuto nessun problema e tutte le volte che gli ho chiesto aiuto lui mi ha aiutato, nel senso che gli ho chiesto ho bisogno di, tutte le volte, e non c'è nessuna, su questo vorrei proprio spazzare via il dubbio che ci sia una questione di relazione con il Presidente. Però se il Presidente approva una delibera che mette l'ospedale di Padova all'ultimo posto, io mi sento in dovere di dire non sono d'accordo. Un messaggio ai veneti da parte sua: siamo tranquilli se arriva una seconda ondata? Ma noi abbiamo vissuto la pandemia con grande atteggiamento di forza nell'affrontare il problema, ma incertezza rispetto a quello che poteva capitare. E adesso siamo in una fase di quasi tranquillità, per cui credo che la cosa più importante sia essere responsabili per noi stessi e per le persone che ci stanno intorno. Io mi sento di dire che se per caso in autunno o in qualunque momento si dovesse ripresentare di nuovo l'infezione con carattere di epidemia, credo che saremo ancora più forti e ancora più capaci nell'affrontare l'eventuale numero di malati, nel contenere la diffusione della malattia e forse anche più capaci di curare, perché abbiamo fatto diverse esperienze e approcci di cura, abbiamo visto quelli che danno buoni risultati e credo che potremo applicarli precocemente e mi viene a dire soprattutto saremo in grado di individuare immediatamente eventuali positivi, di isolarli e quindi di limitare la diffusione del virus. Cosa le fa pensare il fatto che lei passerà alla storia per essere il direttore generale dell'ospedale di Padova che ha gestito la più grande pandemia del secolo? Se dovessi ricordare una cosa della mia carriera di lavoro, non può che essere la soddisfazione dell'aver avuto un ospedale che si è rivelato un ospedale straordinario, le capacità a volte non sono neanche completamente apprezzate o misurabili, perché sono emerse di fronte a una situazione del tutto inattesa e del tutto incredibile, e l'ospedale ha fatto fronte quasi come se ci fosse abituato.